Buongiorno a tutti, benvenuti ancora per la terza volta alla prima delle 4 iniziative che sono previste nel percorso informativo per l'agricoltura sociale che abbiamo predisposto quest'anno come Veneto Agricoltura. Come vedete saremo in diretta streaming, ma poi troverete anche i singoli interventi online sul canale YouTube di Veneto Agricoltura. Questo nei prossimi giorni. Due parole sull'agricoltura sociale, che si può intendere come un impiego di risorse agricole, ma anche di processi agricoli per realizzare poi attività che siano finalizzate al benessere delle persone. Quali persone? Persone che sono a rischio marginalizzazione o comunque sono considerati soggetti deboli per vari motivi e sono appunto a servizio appunto del benessere delle comunità in cui le realtà di agricoltura sociale sussistono e sono a favore quindi di una coesione sociale. In Italia è un aspetto della multifunzionalità che è relativamente è nuovo, ma lo è solo relativamente. Ci sono diverse realtà, cioè l'agricoltura sociale a livello anche nazionale, soprattutto internazionale, si è sviluppata già diversi anni fa, però in realtà in Italia in modo concreto e sostenuto se ne parla non più di un anno e mezzo, da più di un anno e mezzo. E in Italia in particolare si è mossa soprattutto partendo con iniziative che partivano dal mondo sociale verso il mondo agricolo. Perché cogliere questa nuova opportunità di diversificazione agricola, multifunzionalità forse meglio? Perché intanto la produzione agricola in termini reali mondiali tende ormai a stabilizzarsi, anche in termini relativi la produzione proprio di beni primari a livello europeo rispetto a quella mondiale ormai è decisamente molto contenuta, vale a dire senza terra. Tali proprio non è che potremmo essere così incisivi nell'economia globale per quanto riguarda la produzione primaria. Perché poi sussiste adesso sempre di più una domanda di beni non solo primari ma anche di beni e servizi che sono non materiali, quindi di beni sociali. E poi perché siamo assolutamente convinti che l'agricoltura il settore agricolo possa comunque in ogni caso assumere un ruolo da protagonista proprio nell'ottica delle nuove dinamiche che si stanno creando a livello europeo, sia per quanto riguarda lo spazio sociale, tra virgolette, ma soprattutto tutte le politiche di coesione e anche il nuovo welfare che si sta delineando. L'agricoltura sociale quindi è anche un fattore di sviluppo, è sicuramente un fattore di sviluppo per il territorio in cui questa viene realizzata, perché è migliore, chiaramente deve essere anche fortemente collegata alle comunità in cui sussiste e nel territorio in cui sussiste, perché oltre alla produzione primaria, lo ripeto, si creano anche e si offrono alla comunità nuovi servizi, si migliora la qualità della vita, la vivibilità di questi territori e delineano anche un ruolo attivo poi dell'imprenditore agricolo nell'ambito delle dinamiche locali e poi chiaramente per il settore che comunque rappresenta una opportunità economica che può essere a integrazione o miglioramento del reddito. Per cui alla fine come entità l'azienda agricola sociale genera servizi e benessere per le persone e la comunità, diversifica, chiaramente integra il proprio reddito e poi, anche questo ci piace sottolinearlo, accresce la buona reputazione dell'agricoltura nei territori, un'agricoltura che è spesso attaccata su vari fronti. Le aziende agricole sociali però chiaramente, anche l'imprenditore agricolo, sì, si può pagare interiormente con la filantropia, ma questo non basta, devono essere realtà produttive che siano sostenibili economicamente, che siano ben orientate al mercato, quindi fondamentalmente devono avere delle ricadute economiche proprio perché devono migliorare, integrare il reddito. E quindi come tutte le nuove forme imprenditoriali, quindi le innovazioni, queste richiedono sicuramente delle nuove professionalità, un miglioramento delle professionalità, oppure un incontro tra vecchie professionalità o classiche e quelle nuove e quindi che cosa si genera? Si genera una domanda nuova di informazioni, una domanda formativa, informativa, ma anche un'esigenza di confronto e di condivisione fra conoscenze, esperienze e buone pratiche.
A queste esigenze, nuove esigenze che si sono venute a creare, Veneto Agricoltura ha iniziato a rispondere già nel 2009 con un percorso la cui area tematica era appunto diversificazione e agricoltura sociale, in cui avevamo fatto conoscere chi si occupa tuttora, i soggetti quindi attivi in progetti di agricoltura sociale, con chi quindi e con chi per fare rete, per condividere, per mettersi in comunicazione. E poi avevamo distinto tra l'agricoltura sociale come tecniche, come modalità di cura, inclusione e di accoglienza, e anche i servizi in fattoria come gli agrinidi, la didattica e così via. Abbiamo proseguito l'anno scorso, nel 2013 a marzo, abbiamo proposto un seminario in cui abbiamo osservato l'agricoltura sociale da 3 punti di vista differenti, e cioè abbiamo presentato e parlato delle prospettive della nuova politica comunitaria. Abbiamo condiviso con voi realtà di regioni che avevano già legiferato, avevano normato questo settore, sempre in un'ottica di supporto, che erano, non so, in via di definizione oppure anche decisamente consolidate. Le abbiamo condivise qua con la nostra regione. E in ultimo abbiamo offerto una panoramica di esperienze sia extraregionali che regionali, perché c'erano già delle reti consolidate tra realtà di agricoltura sociale. Quest'anno proponiamo appunto questo percorso informativo per l'agricoltura sociale che si articola, come vedete, come avete sicuramente visto e avete anche osservato nel materiale che vi è stato consegnato, è costituito da 4 iniziative differenti. Oggi presentiamo i principi guida su cui si basa l'agricoltura sociale, o meglio le ricadute. E quindi dal punto di vista delle ricadute sul territorio rurale, sulle comunità rurali e quindi anche sull'agricoltura, e questo è uno. Ma ci piaceva proporvi condividere anche il punto di vista della persona, quindi il parere di un medico che potesse realmente spiegarci come in effetti l'agricoltura sociale, con quali dinamiche poi crei veramente benessere nella persona, nel suo complesso. Affronteremo poi le nuove politiche per quanto riguarda la gestione dello spazio europeo appunto a livello dell'Unione Europea questo pomeriggio, e uno spazio speciale lo dedicheremo alla legge regionale che è stata già introdotta dal dottor De Gobbi, e anche agli orientamenti che si stanno diciamo osservando e seguendo nel preparare il prossimo PSR. Nell'appuntamento successivo, che è quello che inizia domani, a numero chiuso, si tratta di 3 moduli di approfondimento che sono a numero chiuso, continueremo il discorso delle politiche e delle politiche regionali, la conoscenza dei soggetti pubblici, dei soggetti privati, e quindi come soggetti pubblici e come soggetti privati abbiamo analizzato e invitato anche le declinazioni, diciamo, territoriali delle strutture regionali che sono coinvolte. E per quanto riguarda i soggetti privati abbiamo dedicato una giornata proprio con l'obiettivo della conoscenza reciproca. Faremo conoscere al mondo agricolo la realtà delle cooperative, dell'associazionismo, di questo tipo cooperativismo, anzi meglio, quindi del terzo settore. Viceversa faremo conoscere alle cooperative sociali l'entità azienda agricola, imprenditore agricolo, proprio per poter permettere poi alle persone che hanno un'idea imprenditoriale che si orienta verso l'agricoltura sociale come orientarsi, scusate la ripetizione, in questo complesso di enti che in effetti è decisamente ricco e grandi implicazioni. Basta vedere la complessità anche della formazione del tavolo di lavoro della regione. Per quanto riguarda il penultimo invece appuntamento, approfondiremo l'integrazione fra i diversi soggetti, le diverse professionalità e come si possano appunto coniugare dei fini diciamo sociali con poi alla fine anche il fare reddito. Non è una cosa semplicissima, sempre però inviteremo delle realtà che sono diciamo, delle esperienze che hanno funzionato.
E dall'altra parte approfondiremo anche le diverse abilità, ci è piaciuto chiamarle così, non diverse disabilità, ma diverse abilità, e analizzeremo anche i diversi approcci a queste, poi con i quali ci si deve interfacciare con queste. In ultimo un appuntamento squisitamente tecnico, gestionale, in cui daremo delle informazioni per intanto la creazione dell'impresa, quindi la progettazione e la gestione poi di impresa, l'orientamento al mercato, perché con le tecniche di marketing e di comunicazione ci si propone al mercato appunto, e poi alcune specifiche modalità con cui si interviene nei casi delle diverse abilità. Questo è diciamo, il percorso che vi proponiamo quest'anno. Non è comunque finito, nel senso che già nel materiale che vi è stato consegnato all'atto della registrazione troverete anche una scheda di richiesta e iscrizione alla comunità degli operatori per lo sviluppo rurale, perché vogliamo comunque mantenerci in contatto, per conoscerci, per discutere, per collaborare, per condividere idee, proposte e quindi creare una rete ancora più ampia. Quello che vedrete una volta iscritti, vi verranno poi comunicate le modalità di accesso a questa comunità, è questa. Fondamentalmente si tratta di una comunità che si appoggia sul portale e-learning della Regione Veneto, che è una piattaforma Moodle. Sono oltre 500 gli iscritti. Quando una volta richiesta iscrizione riceverete le indicazioni, riceverete una password temporanea, farete il login in quest'area inserendo nome e cognome e la password, e poi sarà da cliccare il link Comunità Operatori Sviluppo Rurale e troverete questa home page. Ci sono diverse parti, vado veloce. Nella fascia centrale l'introduzione, un'area interattiva comune e 4 aree tematiche. Non c'è solo la diversificazione dell'agricoltura sociale, ma c'è anche Natura 2000, il turismo rurale, eccetera. Io chiaramente ho evidenziato questo perché oggi insomma ci stava. Nella parte sinistra vedete che potrete conoscere i partecipanti iscritti con i loro profili, le loro professionalità e il loro lavoro, e qua invece accederete al vostro profilo per arricchirlo, per farvi conoscere in modo magari più incisivo. Come si inseriscono post nei forum, intanto quando li leggerete troverete intanto l'autore del messaggio, il titolo del post che già vi anticipa il contenuto, insomma varie informazioni, link a pagine esterne e poi anche la possibilità di aprire degli allegati in generale. E per rispondere ci sarà il tasto apposito. Come si inserirà il post nel forum? Appunto si scriverà il titolo, scriveremo il testo, eventualmente si allega un file e poi si invia, e ciascuno degli iscritti riceverà la notifica del post sulla propria casella email. Io ho finito, dottor Barbieri è il responsabile dell'unità complessa dell'informazione, che cura quindi anche l'aspetto delle comunità online. Io sono il suo collaboratore, questi sono i nostri riferimenti e vi aspettiamo. Quindi quella scheda semplicemente qualora la voleste compilare, la consegnerete alla fine, all'uscita, al tavolo delle osse. Buon lavoro, grazie.